Va ora in onda Centro Ronchi. A te la linea. Grazie, buon sabato, buona domenica per domani, buon weekend quindi a tutti i nostri radioascoltatori, a Tina Ghilardi, che è sempre ad assistere la mamma in queste ore del sabato, la mamma di 101 anni, e un abbraccio, un grande abbraccio sempre a Matteo. Continuiamo nel nostro viaggio guardando gli avvenimenti che accadono dopo che sotto il profilo, nella prospettiva della democrazia, Democratos, quel potere naturale che spetta a quell'altra formazione naturale basata su una comunanza di interessi e di costumi che si chiama popolo. Popolo da distinguere da nazione, da distinguere da tribù, da distinguere da stirpe, da distinguere da altre formazioni naturali che l'umanità nella sua storia millenaria presenta. Il popolo ha una sua caratteristica, e cioè rispetto a legami familiari, di sangue, tribali, di stirpe, appunto, di gentes, comprende anche persone, soggetti che non fanno parte di questi stretti ambiti, ma si uniscono fortemente, normalmente a questi ambiti primigeni, si uniscono a loro per la forza degli interessi, dei costumi, soprattutto degli interessi, che attraggono e che pongono queste persone nella stessa posizione degli associati primigeni, i quali, perché sono interessi fortissimi, e normalmente il popolo ovviamente è dislocato su un territorio con i suoi confini, perché altrimenti si disperderebbe. Nel concetto stesso di popolo c'è l'unione, non la dispersione, e l'unione è anche territoriale. Questi interessi sono così forti che anche qualora il popolo venisse disperso, spesso rimane tale. E come è il caso ad esempio del popolo israelita, rimane tale e tende a ricompattarsi, a ricongiungersi sempre sul suo territorio. Questo è il popolo. Quindi democrazia è quel potere naturale che viene attribuito a un popolo in quanto formazione naturale che si coagula intorno a interessi fortissimi che lo rendono tale. È una costruzione, se volete, ma è questo. Il problema ulteriore si pone allorché il popolo, questo popolo che ha una quale formazione naturale, ha a che fare con gli altri popoli, e le scelte sono due: o si combattono e si avversano, oppure si mettono d'accordo. Non è che ci siano altre soluzioni. Per secoli i popoli, le tribù, le nazioni si sono combattute. Vediamo la storia dell'Europa, che è una storia di guerre continue fra piccoli stati, fra i popoli che caratterizzano che proprio l'iridescente bellezza dell'Europa. La cosa migliore è mettersi d'accordo, ma per mettersi d'accordo senza andare a litigare è molto meglio un accordo piuttosto che andare davanti al giudice. Lo dice anche il Vangelo. Metti d'accordo prima lungo il cammino piuttosto che fatti trascinare davanti al giudice che ti metterà in prigione. Mettersi d'accordo implica però, ed è la difficoltà incontrata finora, implica però l'esistenza di una dottrina, di una teoria che faciliti, che renda agevole questa possibilità dei popoli di andare d'accordo fra loro, specie quando
i costumi, la cultura di base sia la stessa. L'Europa chiaramente è in una situazione di questo tipo. Di base, almeno finora, c'era una cultura cristiana, ci sono costumi che sono fra loro compatibili, tra l'altro scambiati attraverso l'immigrazione. Ad esempio nel nord Italia l'immigrazione che c'è stata verso la Francia, verso la Svizzera, verso la Germania hanno importato costumi diversi, così come noi li abbiamo in Svizzera in particolare e nella Francia alpina, e abbiamo esportati in quelle aree, con uno scambio virtuoso che ha arricchito la cultura da una parte e da un'altra, i costumi da una parte e dall'altra. Ci vuole una teoria, ci vuole una base culturale, ed è quella che avevano seguito i padri fondatori dell'Europa, da De Gasperi a Schuman a Adenauer, veri giganti politici rispetto a tutti quelli che sono succeduti, i quali avevano intuito che si dovesse compiere passo dopo passo intorno a interessi molto ben precisi. Il primo passo fu la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, su interessi molto precisi per fare in modo che ciò che era aggregabile si aggregasse, ciò che non era aggregabile rimanesse distinto. Quindi di fondo serve una teoria autonomista e federalista. Autonomia federalista e autonomia e federalismo, che sono il grande patrimonio dottrinale della Lega, ormai sconosciuto a molti degli aderenti e degli aficionados, sconosciuto anche alla maggior parte degli stessi parlamentari, un portato di cultura e di conoscenze che oggi sarebbe e dovrebbe essere indispensabile per creare una Europa, quindi un ente una struttura europea politica, che è cosa ben diversa dall'attuale ente chiamato impropriamente Unione Europea, che è un ente burocratico creato seguendo l'ideologia socialista, l'ideologia strutturale socialista. L'Unione Europea oggi è una struttura, così come ce ne sono altre, ma una struttura di vertice, la quale come struttura va a comandare, a indicare ciò che devono fare dei popoli, che sono qualcosa di completamente diverso. Quindi c'è questa incompatibilità di base che è pura follia, non è certo quella che volevano né Adenauer né De Gasperi né Schuman. Ora, quindi serve questa teoria di base per dare all'Europa un ordinamento, cioè un insieme di regole che da un lato, per ciò che è incompatibile, non entrino nel merito, ognuno si regoli secondo ciò che è abituato a fare, ciò che ha regolato col proprio ordinamento, e ciò che a tutti sta bene e che è utile e produttivo per tutti, valga per tutti. Quello si chiama ordinamento. Un ordinamento in questo caso sovrastatuale, un ordinamento di una effettiva Unione Europea. Serve questa dottrina, che serve creare questa entità che possa permettere all'Europa di essere Europa e di contare, e non di essere inerme come ha dimostrato in questo tragico periodo di guerre o di guerra, a seconda di come la si dica. Ora, tutto questo argomento, quindi i popoli diversi, attenzione, all'interno degli stessi stati ci sono effettivamente popolazioni con mentalità e con costumi che sono diversi. Anche per quelli va applicata questa dottrina. Va applicata una dottrina in
in Italia si sta cercando di introdurre, anzi si è introdotta una autonomia funzionale che ha ricevuto dei rilievi da parte della Suprema Corte, della Corte Costituzionale, autonomia funzionale che è a vantaggio di tutti. Perché? Perché fa lo stesso ragionamento che ho fatto prima per l'Europa. Ciò che è tipico delle singole popolazioni deve essere rispettato e va mantenuto, sempre che non sia di natura illecita o addirittura criminale. Ciò che è unificante, che è produttivo per tutti, va creato, va rafforzato, perché è a vantaggio di tutti quanti. Questo è il concetto generale, che sembra abbastanza così pacifico, in linea abbastanza semplice da comprendere. Certo, è poi molto complesso nella sua attuazione e servono anche delle conoscenze tecniche specifiche che devono esprimersi, devono potersi esprimere e devono essere messe nella condizione di poter operare. Questo ragionamento serve anche per capire quello che è successo durante la settimana. Abbiamo visto, sempre sotto la prospettiva del Democratos, noi partiamo da lì, guardiamo sotto quella prospettiva. Da un lato ringraziamo, dopo il dottor Borghi, anche il dottor Pinelli, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che in un'intervista di ieri o l'altro ieri ha ripetuto esattamente gli stessi concetti che abbiamo espresso noi, l'associazione Ronchi Pirola, che abbiamo espresso noi durante i mesi scorsi. Abbiamo cominciato a parlare di democrazia e di crisi della democrazia, e abbiamo preso questa prospettiva e abbiamo guardato, ad esempio, alla pretesa da parte dei giudici di far riferimento a un ordinamento diverso, quello cosiddetto europeo, rispetto a quello statuale, quello dello Stato italiano, e l'abbiamo rilevato come, di là dalle ragioni che possono avere, noi nel merito non siamo assolutamente entrati, in ogni caso rispetto al concetto di democrazia sia fuorviante, perché nel momento in cui si fa riferimento a un ordinamento diverso, ammesso che esista, e su questo ci sono 200.000 dubbi, più a vantaggio dei dubbi che non delle certezze, ma a un ordinamento diverso, che sia quello dell'Unione Europea piuttosto che dell'ONU, rispetto a quello statuale, sia dello Stato italiano, si è detto questo potere, il kratos del popolo, a questo punto viene meno, perché nel concetto stesso di democrazia, di kratos, di potere del popolo, sta il fatto che l'ordinamento giuridico appartenga al popolo. Nel momento in cui l'ordinamento giuridico non è quello dello Stato, non è quello che può appartenere al popolo, siamo comunque in un concetto che è fuori da quello della democrazia. Sarà diverso, sarà molto più bello, sarà favolosamente e stupendamente socialista, però non corrisponde al concetto di democratos, cioè del potere del popolo. Lo stesso ragionamento, sempre sotto questo profilo, vale questa settimana per quanto riguarda la nomina dei commissari europei. Perché vale lo stesso concetto? Perché la nomina dei commissari europei è una nomina che, essendo l'Unione Europea fintamente un'unione, ma in realtà è un ente burocratico, come fosse un grande condominio piuttosto che faccio spesso l'esempio di uno svincolo autostradale a 27 uscite, ecco, di cui sono proprietari come condomini, con proprietari in diversi stati. Ogni Stato ha diritto di nominare, anzi attraverso
il proprio governo, quindi il governo di ciascuno Stato, ha diritto dei 27 Stati, ha diritto di nominare un commissario. Questo è con determinate deleghe. Ci si mette d'accordo e ma ognuno deve avere un commissario. Ora, l'Italia ha designato il dottor Fitto come commissario e la Presidente designata, alla Germania toccata la Presidente, quindi non spettano altri commissari, ha presentato una propria equipe di governo basata sulle nomine che ciascuno Stato, scegliendo, ha effettuato. Questo è ciò che è avvenuto. Il Parlamento europeo, che non è un vero e proprio Parlamento, lo ribadisco e lo continuo a ripetere, più per certi aspetti è più simile a un'assemblea condominiale che non a un Parlamento vero e proprio, perché non ha una capacità né di rappresentanza né di creare, di formulare leggi, quindi non è un Parlamento vero e proprio. Il gruppo dominante in questo Parlamento, che è il gruppo ex democristiano del Partito Popolare e delle sinistre, ha tracciato un cosiddetto cordone sanitario, cioè coloro che non appartengono all'area ideologica del centro-sinistra devono essere esclusi da tutto, anche da ogni potere di controllo. Questo è quello che hanno deliberato, che hanno voluto. Ovviamente questo va a collidere col diritto di ciascuno Stato di avere i suoi rappresentanti nell'ambito della Commissione. Quindi depotenziare questo diritto vuol dire escludere cordone sanitario nei confronti di singoli Stati, quindi un'unione quindi un assieme, chiamiamolo, di condomini, dei quali alcuni non sono più condomini di fatto, perché c'è chi vuole comandare sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione. Questo è ciò che è stato proposto e voluto. Quindi è stato ovviamente alla fine respinto, perché è una cosa che non sta né in cielo né in terra, ma noi dobbiamo guardarlo, nell'ambito del nostro ragionamento che ogni sabato effettuiamo, cioè la prospettiva della democrazia, dobbiamo renderci conto e ci rendiamo conto che, volendo escludere uno Stato, quindi un intero popolo praticamente, non siamo più nell'ambito di una compatibilità democratica, non saremmo più nell'ambito di una compatibilità democratica fra i trattati internazionali che regolano la costituzione dell'ente burocratico europeo e la democrazia che è alla base di questi trattati. È un'incompatibilità. Ciò che è stato proposto dalle sinistre, questo cordone sanitario, è antidemocratico. Quindi sotto questo profilo si manifesta la presenza di un pensiero che è totalitario, che è arrogantemente, prepotentemente totalitario. Il totalitarismo è sempre arrogante e prepotente, peraltro, e che è antidemocratico. Quindi in sottostante c'è un pensiero sostanzialmente antidemocratico. Questo è come dato oggettivo. Ora, siamo all'ennesima dimostrazione che, viste le discussioni, le fortissime discussioni che ci sono state a livello dei media, ma soprattutto a livello del cosiddetto Parlamento europeo, l'attacco al concetto di democrato, cioè di democrazia, effettivamente è reale. Nel momento in cui fosse prevalsa quell'opinione, avremmo avuto una ricaduta sul concetto stesso di democrazia. Così come, nel momento, come dicono
il dottor Borghi, il vicepresidente del CSM, il dottor Pinelli, che ringraziamo, che hanno ripetuto quanto abbiamo detto in questi mesi, l'accedere, il dare prevalenza a un ordinamento presunto tale esterno rispetto all'ordinamento nazionale, all'ordinamento dello Stato italiano, costituisce indubbiamente una messa in discussione del concetto di democratos, cioè di democrazia. Mettersi d'accordo con altri popoli e con altri ordinamenti è altra cosa, è questione molto diversa. Vediamo poi un secondo aspetto che è emerso questa settimana, è relativo proprio al democratos. Tutti, le nostre trasmissioni hanno sempre messo, le trasmissioni del Centro Culturale Ronchi Pirola, hanno sempre messo l'accento su un fenomeno che è drammatico, e cioè il continuo aumento dell'astensione dal voto politico, che sia locale, che sia nazionale, morale. Si è sotto, ormai parecchio sotto al 50%, meglio, l'astensione è parecchio sopra al 50% degli aventi diritto al voto e continua e tende ad aumentare. Quale può essere il significato di questo, che è un atteggiamento che corrisponde al democratos? Il democratos consiste anche in questo, nel rifiutarsi di andare a votare. Quindi va rispettato. Non è qualcosa che di deprecabile, che debba essere visto come un attentato a non si sa bene che cosa. È la risposta a ciò che è la risposta democratica, quasi un referendum, rispetto a ciò che dovrebbe essere una democrazia. Vale a dire, il popolo, nella sua maggioranza, non sente, col sistema attuale, col modo attuale, non sente di esercitare quel potere che gli spetta. Quel potere che gli spetta non è esercitato adeguatamente dai partiti. La rappresentanza degli eletti nei partiti non è una rappresentanza sentita come tale. È una squalifica anche della rappresentanza. Ora, se osserviamo il panorama politico, dobbiamo dire che dopo la fine della seconda guerra mondiale, allorché c'erano partiti di massa più che di popolo, però con ampia partecipazione popolare, quali erano la Democrazia Cristiana, quale era il Partito Comunista, quale era il Partito Socialista, l'unico partito con una formazione politica con una base popolare sorto successivamente nel 1984 è stata la Lega. È l'unico oggi partito che ha una base popolare. Tutti gli altri sono creazioni più o meno artificiali che di popolare e di attinente alla realtà pratica del popolo non hanno oggettivamente. Quindi che cosa sono questi aggregati che non hanno agganci con il popolo? Quindi che sono in ogni caso al di fuori di un concetto stretto di democrazia, di democratos. Quindi cosa sono? Sono aggregati di interessi, aggregati di poteri che prima di tutto eseguono i loro interessi, gli interessi che possono anche essere mediati, cioè corrispondere a interessi di altri, che vengono a questo punto rappresentati, tipico
era il caso ad esempio negli Stati Uniti del Democratic Party, che prima della rottura di Musk rappresentava gli interessi di tutte le grandi corporazioni sopranazionali, tutti i giganti del web erano rappresentati da quel partito, e il dominio di queste incontrollabili strutture, di questi incontrollabili potentati era garantito nell'ambito dello Stato, degli Stati americani, statunitensi, era garantito dalla Democratic Party e dei presidenti che provenienti dal Democratic Party venivano eletti. Ora, questi, se non c'è alcun aggancio popolare, è chiaro che questi aggregati che si chiamano partiti sono in realtà partiti autoreferenziali, cioè che guardano ai loro interessi, che guardano a delle proprie finalità che col popolo hanno ben poco a che fare. Il professor Giuseppe De Rita, che saluto, che conosco da tantissimi anni, ha definito nel 2007, col primo rapporto Censis, ha definito le strutture partitiche odierne come strutture paramafiose. Benissimo, adesso mi dicono che abbiamo chiuso. Perfetto. In materia di democrazia parleremo sabato prossimo proprio di questo contrasto tra una base popolare e quella che base popolare non è base di interessi, quindi con la paramafiosità invasiva, come tale definita dal professor Giuseppe De Rita, dei partiti. Io vi auguro un buonissimo fine settimana, un abbraccione grandissimo a Tina e alla mamma di 101 anni, un abbraccione altrettanto grande e se possibile più grande ancora a Matteo, a tutti voi 14 radioascoltatori, un saluto e addio piacendo, ci sentiamo tra